Buonasera, ospite di questo nostro speciale è oggi il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza. Lo ringraziamo per aver trovato uno spazio per concederci questa intervista. D'altronde si voterà prossimamente a fine maggio e il sindaco di Grotte ha deciso di ricandidarsi. Ecco, vorrei ricordare per i tanti che magari non lo ricordano che il sindaco ha vinto con il 58% con una lista civica nel 2018 dal nome Grotte nel Cuore sul candidato di 5 Stelle Diego Monreale. Giusto, sindaco? Ecco, sono passati 5 anni, lei ha deciso di ricandidarsi. Come mai, sindaco? Innanzitutto grazie dell'invito e buonasera. Sì, abbiamo deciso questa ricandidatura per continuare il percorso che è stato avviato 5 anni fa, un percorso di rinascita, un percorso che ci ha portato alla realizzazione di tante cose. Sono stati 5 anni difficili, soprattutto per il Covid, però questo non ci ha impedito di portare avanti tante iniziative che meritano di essere portate avanti, e soprattutto l'obiettivo è quello di continuare a garantire serenità e sviluppo alla nostra comunità. Le problematiche del suo comune sono, diciamo, comuni a tantissime. Leggevo tra le note che lei proprio si insediò e nel 2019 aveva annunciato un disavanzo di €500.000, disavanzo che poi è aumentato notevolmente. Ecco, attualmente qual è la situazione finanziaria del comune di Grotte? Cosa avete fatto in questo senso? So che ha lavorato bene per recuperare e pagare una parte dei debiti, ma ancora, diciamo, non siamo all'optimum amministrativo. No, in realtà abbiamo trovato una situazione ben peggiore, nel senso che da subito ci siamo resi conto che non veniva applicata correttamente la contabilità armonizzata, che è la nuova contabilità, che in realtà non è nuova perché era prevista da tanti anni, che si applica appunto negli enti locali, e quindi nel 2019 è emerso un disavanzo importante di diversi milioni di euro. Basta ricordare che noi in questi 4 anni mediamente abbiamo avuto un avanzo di amministrazione superiore a €500.000, quindi abbiamo recuperato 2 milioni di euro di disavanzo, e ancora il Comune continua ad avere ulteriori 2 milioni di euro di disavanzo. Quindi con tante difficoltà stiamo migliorando sicuramente i conti. Basta pensare che quest'anno per la prima volta il Comune avrà una cassa positiva. Lei pensi che nel 2018, 2019, 2020 e soprattutto negli anni precedenti il Comune aveva un ricorso all'anticipazione di tesoreria importante. Quest'anno per la prima volta invece abbiamo avuto una cassa positiva. Quindi innanzitutto l'obiettivo è stato quello di rispettare le regole, quindi seguire le corrette regole che prevedono le norme contabili, quindi abbiamo dato trasparenza ai nostri bilanci, quindi bilanci che adesso sono trasparenti, bilanci che soprattutto mettono in evidenza quella che è la reale situazione finanziaria dell'ente. Continuiamo ad avere debiti, proprio di recente ne sono emersi ancora altri delle precedenti amministrazioni, e quindi l'obiettivo primario è quello di dare ordine e regolarità ai nostri bilanci. Ci stiamo riuscendo, i nostri pagamenti sono regolari nonostante tutto, riusciamo a pagare regolarmente ad esempio il servizio di nettezza urbana. Ricordo quando mi sono insediato che addirittura non riuscivamo a pagare gli stipendi. Adesso invece abbiamo garantito un equilibrio di cassa importante che ci consente di essere sostanzialmente in linea con i pagamenti, e questo ci ha consentito di migliorare notevolmente il livello dei servizi erogati alla nostra cittadinanza. Io giorni fa mi trovavo a un convegno in un comune qua vicino e uno dei relatori, ecco, elogiava proprio il comune di Grotte per la raccolta differenziata come comune, diciamo, da portare a modello. Superate, almeno dicevano i relatori, l'80% di raccolta differenziata. Conferma lei questo? Sì, da subito abbiamo programmato delle linee strategiche ben precise per quanto riguarda la politica ambientale. Abbiamo raggiunto ormai stabilmente una percentuale dell'80% di raccolta differenziata. Di recente abbiamo ottenuto, dopo diversi anni, 2 finanziamenti importanti, un finanziamento di quasi €1.000.000 che ci consentirà di costruire il nuovo centro comunale di raccolta, e altri finanziamenti che riguardano l'attività di compostaggio. Ma oltre a questo abbiamo anche comprato ad esempio le cosiddette macchinette mangiaplastica con dei finanziamenti a valere sul piano
PNRR, ma soprattutto abbiamo fatto non solo attività di repressione, perché chiaramente con dei controlli abbiamo scovato diversi lanciatori seriali di sacchetti, li abbiamo puniti con delle sanzioni esemplari, ma abbiamo fatto soprattutto tantissime attività divulgativa, formativa, di informazione nelle scuole, ai cittadini. Abbiamo organizzato per esempio i cosiddetti venerdì ecologici. Noi abbiamo dato la possibilità ogni venerdì, abbiamo abituato le persone a portare gli ingombranti. Per esempio abbiamo un tasso di abbandono di ingombranti pari a 0 sostanzialmente. Per quanto riguarda, diciamo, l'abbandono dei sacchetti alla spazzatura, ancora c'è qualcosina, però devo dire che in questi 5 anni abbiamo veramente notevolmente limitato questo brutto fenomeno. Ripeto, non solo con l'attività di repressione, ma secondo me è fondamentale l'attività di formazione, di informazione, di sensibilizzazione. Abbiamo avviato ad esempio tantissime attività anche con i vigili, con le forze dell'ordine, con i responsabili del servizio ambientale nelle scuole, e questo ci ha portato, questa attività ci ha portato ad avere ricordo una tanti... volta sono venuto alla scuola a Roncalli, dove voi avete fatto proprio con degli operatori del settore una lezione ai ragazzi sulla plastica, sulla raccolta della plastica. Anche con Legambiente abbiamo organizzato tante manifestazioni. Noi puntiamo tantissimo sulla sensibilizzazione, sulla formazione, soprattutto anche grazie ai nostri ragazzi e ragazzi delle scuole, che a loro volta portano dei messaggi positivi nelle famiglie. Spesso venendo a Grotti io prendo la strada di Racalmare, quella che recentemente il governatore Musumeci vi ha sistemato, ricordo che effettivamente è una strada importante, e lì purtroppo noto che ci sono tantissimi sacchetti lasciati un po' dagli automobilisti. Sì, ecco, soprattutto... So che non è di vostra competenza, sì, perché è un territorio... È una strada intercomunale, Grotte, sì. Per cui... Però insomma non è un buon biglietto da visita. Il nostro territorio è monitorato costantemente, quindi tutta la parte di nostra competenza sostanzialmente ormai non esiste più questo fenomeno. Devo dire che è migliorato anche nella seconda parte, quindi la parte che è di competenza di altri comuni. Rispetto a 2 o 3 anni fa la situazione è assolutamente migliorata, però chiaramente ancora c'è qualcosina da fare. Questa tra l'altro per noi è un'arteria importante, come diceva bene lei. Ha avuto un intervento importante grazie all'intervento della protezione civile e al deciso appoggio dell'ex presidente della regione Musumeci, ma siamo riusciti in qualche modo a sistemare diverse strade. Grazie alla provincia per esempio abbiamo avuto degli interventi importanti anche sulla strada provinciale 15 che collega Grotte ad Agrigento tramite, diciamo, la strada che porta da Aragona a Caldare, quindi è importante, sì, anche per la stazione ferroviaria. Tra l'altro è stato messo in sicurezza il cosiddetto Ponte Petra che diciamo aveva dei problemi, quindi per quanto riguarda la viabilità anche provinciale siamo riusciti a essere, come dire, ad avere la presenza delle istituzioni sovracomunali che ci hanno consentito di risolvere diversi problemi, e quindi di questo siamo soddisfatti. Vedo che insomma non ho notato particolari carenze, insomma, anche come invece purtroppo è ad Agrigento, che le strade sono un colabrodo. No, siamo intervenuti bene. Proprio di recente abbiamo sistemato il corso Garibaldi, che è l'arteria principale. Poi abbiamo anche realizzato diversi interventi sulla viabilità rurale, molto importante per gli agricoltori. Abbiamo fatto anche gli interventi sulla circonvallazione, anche non solo per sistemare la pavimentazione, ma anche di segnaletica orizzontale. Quindi sono tanti gli interventi che abbiamo realizzato in questi anni, tantissimi all'interno del paese, proprio per dare sicurezza ai nostri cittadini. Quindi l'obiettivo è quello di continuare per questa strada, un po' sistemare un po' tutto. Voi avete presentato qualche progetto alla prefettura per le telecamere, insomma, per monitorare, sì, il territorio? Abbiamo presentato anche questo progetto. In realtà già noi siamo intervenuti anche prima, perché avevamo già un sistema di videosorveglianza, e peraltro abbiamo anche fatto un investimento importante. Per esempio abbiamo dato un contributo per la realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza alla locale stazione dei Carabinieri. Questo è stato fatto con un sostegno economico da parte del Comune, grazie ad una
ad una partnership con i carabinieri, e questo per noi è stato molto importante. Abbiamo anche partecipato a questi finanziamenti, questi previsti alla prefettura, anche se devo dire che i comuni, diciamo il sistema previsto dal Ministero di Finanziamento è un po' complesso e tende a premiare soprattutto comuni diciamo del nord, quindi in percentuale i comuni della provincia di Agrigento, i comuni siciliani, ma comunque perché sono previsti dei sistemi di premialità, ad esempio per quei comuni che presentano una elevata compartecipazione, però è evidente che i nostri comuni hanno difficoltà finanziarie, quindi difficilmente riescono ad assicurare una compartecipazione del 50%, e poi sono previsti degli indicatori di rischiosità che in alcuni comuni, ad esempio come il nostro, non sono presenti fortunatamente, e quindi viene più complicato, però noi siamo stati sempre sull'argomento attenti. Quando la prefettura ci sollecita e ci invia le note, le seguiamo con attenzione e partecipiamo a tutte le iniziative appunto che ci vengono suggerite, tra le quali anche questa. Sindaco, a proposito di rifiuti, voi avete approvato anche il nuovo regolamento Tari, inserendo delle novità per i cittadini. Leggevo, per gli immobili privi di luce e di acqua ci sono delle delle fasce di sconto verso le famiglie portatori di handicap, per chi effettua una maggiore differenziata nell'organico, insomma anche lì avete abbiamo premiato insomma, i cittadini con questo nuovo regolamento Tari. Sì, abbiamo previsto diverse agevolazioni, diceva bene, una delle agevolazioni più importanti è quella appunto rivolta alle famiglie che hanno alle famiglie con la presenza di persone diversamente abili, e poi abbiamo anche per esempio una cosa alle quali i cittadini tenevano tantissimo, abbiamo esentato, naturalmente devono essere fatte le richieste in tal senso, abbiamo esentato nei piccoli paesi capita spesso che ci sono dei magazzini lontani dalla proprietà principale, quindi li abbiamo esentati. Quindi sono stati diversi gli interventi, però oltre agli interventi diciamo previsti in sede di regolamento Tari, voglio anche sottolineare come negli ultimi 2 anni abbiamo approfittato delle diverse agevolazioni che ci sono state concesse a livello regionale e nazionale, e siamo riusciti ad esentare negli ultimi 2 anni tutti i commercianti, addirittura per il 100% della Tari. Quindi i commercianti negli ultimi 2 anni, le attività imprenditoriali, dico commercianti perché Grotte è un paese diciamo, dove il commercio è particolarmente presente, però tutte le attività imprenditoriali sono state esentate del 100%, e addirittura l'anno scorso siamo riusciti a tutte le famiglie che ne hanno fatto richieste, quindi parlo delle utenze domestiche, ad approvare un'esenzione del 95% a tutte le famiglie con ISEE inferiore a 28.000 euro, perché siamo riusciti a trovare quasi 400.000 euro di agevolazioni previste da normative nazionali e regionali legate al Covid. Quindi un altro nostro merito è stato quello di aver intercettato... Quindi cosa vuol dire? Che i commercianti non pagano? Negli ultimi 2 anni, sia nel 2021 che nel 2022, le attività imprenditoriali hanno avuto uno sconto del 100%, quindi totale della Tari. No, perché penso ad Agrigento, dove invece i commercianti pagano per 3 volte il servizio. Siamo riusciti in questi 2 anni, siamo riusciti ad approfittare di tutte le agevolazioni concesse sia a livello regionale che a livello statale, sia nell'ambito del fondo perequativo che era previsto per gli enti locali, che abbiamo utilizzato interamente per la riduzione delle imposte, non solo della Tari, e soprattutto per esempio abbiamo sfruttato dei finanziamenti a livello nazionale che riguardavano il cosiddetto fondo di solidarietà alimentare, che noi abbiamo utilizzato totalmente per la riduzione della Tari, e non solo, siamo riusciti anche ad avere altri finanziamenti al distretto sociosanitario, sempre nell'ambito del Covid, che ci hanno consentito di rimborsare le utenze, anche quelle, quindi le utenze elettriche, il gas, alle famiglie in difficoltà. In quel caso siamo riusciti ad erogare oltre 60.000 euro di aiuti. Quindi siamo stati, come dire, la Giunta è stata veramente brava, i colleghi assessori sono riusciti a intercettare tutte le risorse che ci sono a disposizione. Quindi diciamo le risorse del Covid siete riusciti diciamo, a impegnarle positivamente? Tutte siamo riusciti, noi abbiamo impegnato e speso tutte le risorse per il Covid. Come avete vissuto questo momento del Covid? Tra l'altro lei l'ha preso pure, ricordo. No, vabbè, ormai tutti l'abbiamo preso, per cui dico, è stato un momento difficile anche per il Comune di Grotte.
Ma è stato un momento molto particolare, come dire, una cosa, una pandemia non era stata mai affrontata da nessuno, quindi abbiamo avuto scarse indicazioni vista l'assenza di un piano pandemico a livello nazionale. Però da subito ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo avvertito la popolazione, abbiamo realizzato diversi servizi in favore della popolazione. Innanzitutto siamo stati vicini con una comunicazione continua che ci ha consentito veramente di dare informazioni, di essere vicini ai cittadini. Poi abbiamo realizzato tanti servizi durante il Covid, per esempio i nostri collaboratori sono stati straordinari perché siamo riusciti ad esempio ad assicurare la spesa, i farmaci alle persone che naturalmente avevano difficoltà a domicilio. Peraltro il nostro è stato uno dei comuni che non abbiamo mai avuto problemi anche sulla raccolta per esempio dei rifiuti. Ricorderete la problematica sulla raccolta dei rifiuti soprattutto nelle case dove c'erano i casi Covid, e invece siamo riusciti sempre a garantire in maniera efficiente tutti i servizi. Addirittura eravamo anche riusciti ad implementare un servizio di assistenza psicologica, quindi hanno dato la disponibilità 4 professionisti che al telefono appunto erano pronti anche su questo aspetto. Abbiamo collaborato tantissimo con la Caritas e non solo. Devo dire che è stato uno sforzo enorme, che però uno sforzo assolutamente, non so come definirlo, strano, diciamo, perché era una situazione quasi irreale. Ricordo, sono stati 2 anni complessi, però siamo soddisfatti per come abbiamo gestito l'emergenza, nel senso che tutto sommato l'abbiamo gestita bene e penso che i cittadini abbiano avvertito questa vicinanza all'amministrazione. Non avete avuto casi, insomma, particolari a Grotte, insomma? Ci sono stati, sì, però insomma, devo dare atto ai miei cittadini che hanno rispettato tutte le regole. Devo dire che sono stati pochissimi casi. I cittadini hanno fatto sempre attenzione a tutte le norme di comportamento, le file davanti ai supermercati, la mascherina. Devo dire che hanno avuto, i cittadini di Grotte sono stati esemplari. Non uscire, sì, solo per quando era necessario. Un comportamento esemplare, quindi l'amministrazione tutto sommato è stato agevole gestire la pandemia, anche perché c'è stato un comportamento esemplare della nostra cittadinanza. Sindaco, voi tra l'altro a proposito di bilancio avete anche approvato recentemente nel mese di settembre il bilancio di previsione 22-24, quindi diciamo questa insomma, è una cosa... Sì, noi abbiamo approvato... Molte amministrazioni sono in regola, ci sono comuni che insomma devono approvare ancora bilanci preventivi e consuntivi degli anni precedenti. No, noi abbiamo approvato, siamo assolutamente in regola con le scadenze, abbiamo approvato il bilancio di previsione, il rendiconto e anche il bilancio consolidato. È in avanzato stato di definizione sia il rendiconto del 2022 che il bilancio di previsione 2023-2025. Sono in avanzato stato di definizione e pensiamo di chiuderli al più tardi. Non c'è il rischio di commissariamento? No, assolutamente no. Sindaco, parliamo del PRG. Ecco, voi avete approvato anche uno schema di massima secondo le indicazioni che sono arrivate dai cittadini per adeguare un po' lo strumento urbanistico con le nuove esigenze del territorio. Ecco, quali sono queste nuove esigenze che ha il territorio a Grotte? Ma innanzitutto è fondamentale dire che Grotte aspettava il piano regolatorio da 20 anni. E siamo riusciti ad approvare... È una cosa comune a tantissimi. Anche oltre, forse più di 20 anni. Siamo intervenuti perché avevamo un'idea diversa del piano regolatore e quindi abbiamo dato delle nuove linee guida in Consiglio Comunale. Dove si espanderà la città? Ma sostanzialmente Grotte, noi abbiamo tenuto conto di tante cose, anche dello spopolamento e di quella che è la visione che noi abbiamo del nostro comune, quindi abbiamo sostanzialmente ridotto al minimo le nuove cubature, perché la nostra è anche un'amministrazione green, quindi è un'amministrazione che con un occhio importante all'ambiente, e quindi diciamo le nuove costruzioni sono state limitate al minimo, anche perché non dobbiamo dimenticare che ci sono tante case che evidentemente nel centro storico che devono essere valorizzate. Una cosa importante
importante che abbiamo fatto, perché era richiesta dei cittadini, abbiamo rivisto la cosiddetta zona C4, che vi erano tantissimi cittadini che richiedevano una rivisitazione di quest'area, quindi abbiamo accolto le esigenze dei cittadini. Per quanto riguarda il centro storico, abbiamo effettuato una riperimetrazione che teneva conto di quelli che erano i vincoli, di quelle che erano le esigenze del nostro territorio. Peraltro noi in questo momento stiamo cercando di valorizzare il centro storico, perché a Grotte, devo dire, c'è un aspetto molto importante. Abbiamo una comunità della Repubblica Ceca presente a Grotte. Pensi che negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto nuovi insediamenti, quasi 20-25 case al centro storico sono state acquistate da persone provenienti dalla Repubblica Ceca. Grazie a questo ad un'importante scrittrice, giornalista della Repubblica Ceca, che diversi anni si recò a Grotte, ha avuto un approccio positivo con il nostro paese, con la nostra gente, con i nostri cittadini, e quindi da un lato stiamo avendo la fortuna di avere l'acquisto di queste piccole case da parte di persone appunto della Repubblica Ceca, e quindi vengono, comprano e quindi naturalmente ristrutturano, e quindi è una cosa importante per la nostra economia. E poi abbiamo cercato di avviare, come hanno fatto tanti altri comuni, anche il discorso delle case a €1. Poi abbiamo presentato anche dei progetti alla Regione per la riqualificazione del centro storico, e quindi questo, nella nostra idea, nella nostra visione di sviluppo dei prossimi anni, ci porta a non solo ad una riqualificazione, ma speriamo ad una rivitalizzazione del centro storico. Diciamo che ha fatto un po' da richiamo. Esatto, sì. Importante. È stato importante. È una cosa interessante, mi fa piacere, avrei modo magari di fare qualche servizio proprio su queste comunità della Repubblica Ceca, perché sicuramente, dico, non è una cosa usuale di tutti i giorni. Invece per ciò che riguarda il centro storico c'è, mi riferisco anche allo spopolamento cui lei accennava, quindi purtroppo molta gente emigra, i giovani emigrano, ecco, c'è un cercare di recuperare queste case abbandonate? Sì, l'idea è quella di in qualche modo di dare delle possibilità di riqualificazione e di recupero. Per esempio abbiamo approfittato dei fondi, sono stati assegnati non solo al Comune di Grotte, ma a tutti i cosiddetti comuni marginali, sì. Sono state assegnate delle risorse che potevano essere utilizzate sia per dare un contributo a coloro che spostavano la residenza del nostro paese, ovvero ad avviare nuove attività commerciali, imprenditoriali, e noi abbiamo fatto un bando che prevedeva un finanziamento a fondo perduto di €30.000 per la realizzazione di nuove attività, e abbiamo previsto un punteggio, diciamo, addizionale per quelle attività da avviare proprio nel centro storico. Quindi questo è stato un ulteriore segnale di fiducia nei confronti dei nostri giovani, dei cittadini che decidano di investire. Abbiamo avuto un'ottima risposta, perché abbiamo ricevuto 4 richieste di finanziamento, di cui un paio ricadenti al centro storico, e quindi praticamente riusciremo a utilizzare questi fondi. Sono i cosiddetti fondi per i comuni marginali. Siamo tra i primissimi comuni in Sicilia ad avere già approvato il bando e la graduatoria delle imprese richiedenti. Per le case a €1 invece, per quanto riguarda le case a €1, una richiesta... anche in questo caso abbiamo avviato da un paio d'anni questa attività. Abbiamo ricevuto alcune richieste, non tantissime, però probabilmente anche perché le nostre case devono essere valorizzate in maniera diversa, perché Grotte ha una particolarità, le grotte, il gesso, e quindi probabilmente dobbiamo diciamo, focalizzare la nostra attenzione ancora di più anche sulla parte, diciamo, sulla vocazione turistica e sugli aspetti storici di questo. Ricordiamo che Grotte, io insomma, ricordo da piccolo, era sempre nominata come un punto importante per il commercio, diciamo, siciliano e non solo. Mi riferisco ai tappeti, ai corredi, alle pellicce, insomma, negli anni, anche nella sua sindacatura, come è andato, diciamo, questo
tipo di sviluppo c'è ancora o è un po' di meno, insomma è diminuito negli anni? Grotto è un paese, è stato sempre un paese di commercianti, c'è stato un momento in cui da Grotte partivano 600-700 licenze la mattina in giro per la Sicilia e continua a essere chiaramente una delle attività principali del nostro paese. È evidente che il mercato è cambiato, certo. La concezione del mercato, la globalizzazione e tanti altri, internet, le vendite online, è evidente che hanno cambiato il mercato e quindi naturalmente continuiamo ad avere dei punti di eccellenza di vendita nel nostro paese, ma non solo, perché molti degli imprenditori grottesi sono riusciti comunque, imprenditori anche famosi, imprenditori famosi che sono appunto, tanti cognomi importanti che appunto sono famosi in tutta la Sicilia perché sono riusciti ad andare anche fuori. Naturalmente è più complesso e più complicato per i piccoli commercianti che naturalmente, diciamo, hanno subito questo cambio del mercato, questo nuovo, soprattutto con le vendite online, però il commercio continua a essere una delle attività più importanti del nostro paese. Sindaco, voi fate parte del GAL Sicilia Centro Meridionale, ecco, recentemente il GAL ha avuto un finanziamento di oltre 2 milioni di euro per la valorizzazione dei patrimoni culturali, ecco, in questo caso qual è stata la quota parte che Grotte ne ha usufruito? Noi abbiamo avuto un finanziamento complessivo di circa 200.000 euro, si tratta di alcune misure legate a progetti legati appunto ad aspetti culturali. Noi abbiamo deciso di valorizzare un bene della nostra città al fine di realizzare un archivio storico, quindi è diciamo dove abbiamo la biblioteca, vi è un'altra parte di questo immobile per la realizzazione quindi di un atelier della conoscenza, per la realizzazione di musei multimediali, anche perché diciamo era questa la finalità del bando. Quindi 200.000 euro che ci consentiranno di riqualificare un bene di nostra proprietà e soprattutto di metterlo a disposizione dei nostri cittadini e non solo. Ci sono Ma aspettiamo il GAL, noi abbiamo già fatto la richiesta, il progetto è pronto, quindi aspettiamo il finanziamento da parte del GAL, uno dei tanti finanziamenti che abbiamo ricevuto, quindi questo lo aspettiamo, appena ci arriva immediatamente partiamo. A proposito di PNR, oggi si parla tanto di PNR, avete avuto voi, siete entrati in qualche progetto finanziato? No? So, sì, naturalmente c'è giorni, insomma, perché ogni giorno si parla di sul PNR. Il PNRR è una opportunità fondamentale per i comuni, però allo stesso tempo i problemi ci sono, la mancanza di funzionari, di recente sicuramente avete letto le problematiche connesse anche alla rendicontazione di questi progetti. Abbiamo certo che bisogna anticipare. Insomma, esatto. Lì è un grosso problema per molte amministrazioni. Noi sul PNRR abbiamo lavorato da subito, abbiamo ottenuto un finanziamento, dicevo prima, da 1 milione di euro sui centri comunali di raccolta che abbiamo ottenuto appunto presentandoli sul PNRR, abbiamo ottenuto oltre 300.000 euro di finanziamenti sul PNRR digitale. Di recente abbiamo partecipato a un avviso per la realizzazione di un'area attrezzata, dicevo prima anche delle macchinette mangiaplastica, quindi i progetti sono stati presentati, altri ne stiamo presentando. Peraltro, ma noi non solo abbiamo presentato progetti sul PNRR, perché non dimentichiamo che ci sono anche le misure diciamo tradizionali, i fondi europei che conoscevamo prima, abbiamo avuto un finanziamento ad esempio sull'efficientamento energetico del nostro comune, efficientamento energetico delle scuole, tutte le possibili iniziative di finanziamento siamo riusciti a concretizzarle. Vuol dire che avete diciamo, un ufficio al comune abbastanza diciamo, attivo, addirittura avete anche eletto i componenti del nucleo di attuazione del comune, quindi questo diciamo, è una cosa positiva. Abbiamo fatto tante cose. Avete una struttura che insomma, vi permette di... Abbiamo una struttura politica che affianca la struttura amministrativa che ci ha consentito di fare tante cose. Ritornando un attimo, mi consentirà, prego. Per esempio noi siamo riusciti, il Comune di Grotte ha avuto diversi finanziamenti per il dissesto idrogeologico,
dal Ministero degli Interni, di recente grazie al Genio Civile abbiamo realizzato anche delle opere di prevenzione, quindi siamo riusciti anche a intervenire, cosa che non è stata mai fatta anche nel settore idrogeologico, quindi abbiamo sì, un'area tecnica che nonostante diciamo, le poche persone riesce sotto la nostra guida a fare belle cose. Cambiamo argomento, Sindaco. Grotte è una piccola città, ma diciamo da grandi fermenti culturali. Tra le tante cose, insomma, penso al premio Racalmare, ma non solo, insomma, un premio importante che diciamo, dà lustro anche alla città di Grotte e insomma, agli uomini di cultura che sono legati a Grotte col premio Racalmare e non solo. Sì, le iniziative culturali sono state sempre portate avanti nel nostro paese. Il premio Racalmare Leonardo Sciascia, Città di Grotte, è sicuramente il nostro fiore all'occhiello. Ricordiamoci che nelle prime edizioni era presente Leonardo Sciascia e quindi a Grotte contemporaneamente avevamo la presenza di Leonardo Sciascia, di Bufalino, di Consolo, di Camilleri, abbiamo avuto anche dei premi Nobel a Grotte e quindi il premio Racalmare continua ad essere diciamo, il fiore all'occhiello del nostro paese. Ma tante altre iniziative culturali, abbiamo anche il premio Martoglio, premio che nasceva come premio di poesia dialettale, premio Martoglio che ha portato a Grotte Pippo Baudo, che ha portato a Grotte Franco Battiato, premio che è portato avanti e diretto dal nostro amico Aristotele Cuffaro. Che è anche Presidente del Consiglio. Che è anche attuale Presidente del Consiglio Comunale. Ma non solo, la presentazione di tanti libri, di tanti volumi, ma non solo, ogni anno riusciamo per esempio ad avere 2 finanziamenti, uno regionale e uno statale per l'acquisto di libri a scuola. A scuola per esempio noi abbiamo le giornate, l'incontro con gli studenti anche delle scuole elementari per i libri, per la lettura dei libri. Abbiamo anche il premio Racalmare Scuola, certo, questo perché per noi è fondamentale la cultura e la scuola, quindi da piccoli già avviamo i nostri piccoli cittadini alla lettura, all'amore per il libro. Di organizzare altri eventi in questo senso, ne organizzate tanti, giusti, diciamo anche simpatici, insomma vedo che fate tante cose culturalmente, sì. Non vi annoiate a Grotte. Non ci annoiamo perché adesso continueremo su questa, l'obiettivo è quello di continuare su questa strada, già sulle tante cose che abbiamo ed inventarci anche qualcosa di nuovo. Perché Sindaco, lei a livello di sindacatura diciamo, è anche presente nel convegno regionale dell'ANCI, che diciamo, ricordiamo che è l'Associazione Comuni d'Italia e fa parte appunto del Consiglio regionale. Quanto è importante diciamo, questo organismo anche per la vita stessa delle amministrazioni locali che spesso insomma, vengono un po' abbandonate, è diventato ormai l'ultima spiaggia, il comune, considerando che le competenze provinciali non ci sono più e che la regione spesso è anche un po' latitante. Ecco, quanto è importante far parte di questo ANCI Sicilia? È fondamentale perché i sindaci da un lato vengono considerati l'ultimo baluardo, l'avamposto delle istituzioni, il front office sociale, però dall'altro molto spesso siamo abbandonati e bistrattati dalla regione e dallo Stato. I nostri rappresentanti a volte si dimenticano di noi. Quindi l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è fondamentale perché raccoglie i sindaci, quindi le nostre proposte, i nostri bisogni vengono naturalmente raccolti dall'associazione e io mi onoro di fare parte del congresso del Consiglio regionale e quindi naturalmente abbiamo una voce importante, una voce di un organismo importante che partecipa naturalmente ai tavoli regionali, il Consiglio regionale diciamo, e nazionale, ecco, assolutamente la sua influenza perché naturalmente abbiamo il contatto diretto con le istituzioni, con il Presidente della Regione, con l'assessorato alle autonomie locali, quindi partecipiamo ai tavoli quando vengono decise le assegnazioni dei fondi, delle diverse tipologie di fondi, in particolare le quote ordinarie, le quote investimenti ai comuni, quindi come dire, siamo presenti con l'ANCI. Anche perché lei vedo che è stato spesso in diverse manifestazioni a Roma
avete ben rappresentato la nostra provincia insieme ad altri sindaci. Assolutamente sì. Colleghi, insomma. Sì, perché io per esempio oltre ad essere a fare parte del Consiglio regionale faccio parte anche dell'ALI, che è la Lega delle Autonomie Locali, che è un'altra associazione che è presente nei tavoli, di concertazione con la Regione e con lo Stato. Quindi la nostra presenza, la presenza di queste forme di aggregazione dei comuni ci dà più forza e quindi ci riesce a dare... È una presenza che influisce in qualche modo nelle decisioni finali, no? Assolutamente sì. Già abbiamo problemi pur essendo presenti, ma la nostra presenza ci consente spesso di raggiungere degli obiettivi. Come vede questo nuovo governo verso, diciamo, nel rapporto con i comuni, insomma, mi riferisco sia al governo nazionale che a quello regionale, entrambi sono nuovi, per cui diciamo, in questi primi mesi avete avuto modo di interloquire con loro, fare delle istanze, sono state accolte, non lo so. Sì, abbiamo cominciato a interloquire, chiaramente anche sia il governo regionale che il governo nazionale da poco sono insediati, però ormai questo poco comincia a diventare importante, sono già i diversi mesi. Probabilmente ancora una volta sia la regione che il governo nazionale hanno colto fino in fondo l'importanza dei comuni e quindi i comuni continuano in qualche modo, quando c'è da fare qualche taglio e soprattutto con riferimento a tutta una serie di norme che faciliterebbero non poco la nostra azione, probabilmente vedo che a volte sia lo Stato che la Regione non colgono fino in fondo quelle che sono le esigenze dei comuni. Quindi probabilmente i nostri rappresentanti, indipendentemente dal colore politico, probabilmente dovrebbero essere più presenti a livello territoriale e probabilmente capire le vere problematiche che riguardano tanti aspetti, a partire dalla sanità. Pensi che per esempio sui bilanci comunali gravano tutte le spese sanitarie, del ricovero dei disabili psichici, delle residenze sanitarie, sono tutte spese che gravano sui bilanci, assolutamente sui bilanci comunali. Di recente per esempio anche sui bilanci comunali gravano per esempio le donne vittime di violenza e abbiamo ricevuto una compartecipazione della Regione di poche centinaia di euro, parliamo addirittura di centinaia di euro a fronte di una spesa, ad esempio nel mio comune, che supera i 100.000 euro. Quindi alla fine tutte queste spese vengono gravate sui nostri bilanci. Sono tutte a carico vostro? Sì, sostanzialmente sì, e questo non va bene. Ma anche nella redazione dei conti, in una serie di limitazioni sugli utilizzi degli avanzi, del fondo credito di dubbia esigibilità. Probabilmente chi governa dovrebbe forse magari sentire ancora di più i comuni e capire concretamente quelle che sono le esigenze di tutti i comuni. Ripeto, indipendentemente dal colore politico. Insomma, c'è parecchio da fare. C'è parecchio da fare. Le aspettative sono tante, noi ci auguriamo che chiaramente possano arrivare delle risposte positive. Sindaco, parliamo ora di un altro aspetto importante, diciamo, come sindaco, ma anche lei è stato designato da diversi anni presidente dell'AICA, questa nuova società che gestisce l'acqua. Diceva lei, un punto di svolta, è stato un travaglio difficile, si ci è arrivati dopo diverse assemblee cui noi abbiamo seguito. Ecco, che consuntivo fa lei di questa sua attività di presidente dell'Assemblea dei Comuni che gestiscono l'AICA? I colleghi mi hanno onorato di questa importantissima carica, fare il presidente dell'Assemblea dei Sindaci della più grande azienda che sostanzialmente opera nella provincia di Agrigento. La fiducia che hanno avuto i colleghi sindaci nei miei confronti è stata importante, tra l'altro mi hanno designato all'unanimità e quindi devo ricambiare questa fiducia. L'AICA è un'azienda complessa, dico complessa e complicata. Tutti sappiamo perché è nata AICA. AICA, bisogna ricordare, nasce dopo il fallimento e l'interdittiva antimafia di Girgenti Acque. AICA ha bisogno di capitali, i soci sono i comuni che spesso hanno dei problemi, quindi sicuramente AICA qualche problema continua ad averlo, però diciamo sono meno di 2 anni che è nata e direi che già alla fine del secondo anno i passi in avanti sono visti, perché in 2 anni innanzitutto siamo riusciti a trovare tantissimi finanziamenti. Faccio riferimento ai 50 milioni di euro alla rete idrica di Agrigento, faccio riferimento a Sciacca, faccio riferimento ultimamente ai 55 milioni di euro del REACT-EU che
porterà alle nuove reti in diversi paesi, ad esempio Grotte avremo un investimento di 3 milioni di euro. Quindi abbiamo trovato i finanziamenti, e quello che dico è ricordiamoci da dove veniamo. Dell'azienda, perché all'inizio insomma c'erano sindaci che non erano d'accordo, non venivano alle riunioni, e, insomma si pensava un po', alcune diciamo amministrazioni, a boicottare questa nuova i sindaci azienda. hanno... Dico, alla fine i sindaci in questi partecipano. 2 anni si vede la fine del tunnel. Lei è ottimista? Io sono ottimista perché noi abbiamo creato un'azienda pubblica ed è un'azienda dei comuni. Avete anche assorbito gli ex dipendenti di Girgenti Acque, anche lì è stato diciamo una concertazione con i sindacati, insomma ci sono state parecchie manifestazioni, insomma non è stato semplice, questo voglio dire, magari per i tanti che non vivono da vicino il problema. No, assolutamente no, non è stato semplice perché siamo partiti da zero e siamo stati in qualche modo costretti a subire anche come dire, le pressioni della curatela fallimentare alla Girgenti Acque, che in qualche modo aveva quasi il coltello alla parte del manico. Abbiamo deciso, naturalmente di concerto con i sindacati e con tutti gli altri attori istituzionali, è chiaro che l'azienda aveva bisogno di personale formato, sarebbe stato impossibile nel giro di un giorno come inventarci certo. Come dire, un insieme di risorse umane, avevamo delle risorse già formate, avevamo delle risorse che erano disponibili, e poi ci sembrava anche corretto portare avanti, non è che bisogna fare piangere ai lavoratori certo. Come le colpe della politica o della gestione precedente, quindi i lavoratori hanno delle famiglie, quindi il lavoro va salvaguardato, quindi abbiamo cercato di ottimizzare le professionalità che erano presenti, ci sono stati dei cambi importanti, c'è stato un azzeramento della dirigenza, quindi diciamo i cambiamenti... Ci sono stati anche dei risparmi da un punto di vista amministrativo. Ci sono stati dei risparmi importantissimi, perché ad esempio abbiamo eliminato il fatto che la precedente gestione utilizzava sostanzialmente 2 società, il che creava una duplicazione di costi importante. Prova ne sia che le nostre difficoltà di questi 2 anni sono state legate dal punto di vista economico esclusivamente all'aumento del costo dell'energia. Se non ci fosse stato l'aumento del costo dell'energia che ha tutte le imprese, anche quelle diciamo radiotelevisive hanno subito, le nostre perdite derivano esclusivamente dal costo dell'energia, quindi noi, se non ci fosse stato l'aumento del costo dell'energia, AICA avrebbe chiuso inutile entrambi i bilanci. Quindi riuscite a pagare gli stipendi, a gestire insomma autonomamente, riusciamo a pagare i comuni, i lavori come vengono fatti, riusciamo gli a appalti come vengono stabiliti, insomma qualcosa di più tecnico. Allora, di più tecnico per quanto riguarda gli stipendi vengono pagati regolarmente. Per quanto riguarda gli appalti, AICA adesso è un'azienda pubblica e quindi naturalmente vengono perseguite quelle che sono le logiche pubbliche, quindi la trasparenza, l'anticorruzione. Pian piano anche gli impiegati si sono abituati a queste nuove metodologie operative, perché ricordiamoci che un giorno prima dell'avvento di AICA la società era privata e quindi anche gli impiegati, i funzionari di AICA erano abituati a lavorare in maniera diversa, quindi pian piano li abbiamo formati a quelle che erano le procedure di evidenza pubblica. Per quanto riguarda i lavori, perché è importante, penso che tutti possano, ancora ci sono tanti problemi, però sicuramente rispetto a 2 anni fa vedete che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono cresciuti enormemente, siamo riusciti a trovare anche delle imprese di fiducia, perché ricordiamoci che un altro problema era legato al fatto che quando è fallita Girgenti Acque molti imprenditori sono rimasti a secco e quindi non volevano lavorare con la nuova azienda, quindi erano sfiduciati. Abbiamo dovuto conquistare la fiducia di questi imprenditori, di questi partner che ci consentono di effettuare le manutenzioni ordinarie. Abbiamo creato una serie di meccanismi che ci consentono di portare avanti appunto la definizione di questi problemi. Ripeto, cose ne sono state fatte, come vede, anche sotto l'aspetto burocratico.
il fatto di passare da un'azienda privata a un'azienda pubblica con delle metodologie operative e gestionali completamente diverse, naturalmente ci ha creato Quindi delle i comuni difficoltà. sono in regola con i pagamenti? Non tutti, devo essere sincero, no. Che so che c'è qualche comune. C'è qualche comune che è abbastanza, come dire, non in regola con i pagamenti, anzi la situazione è questa, ne approfitto, quasi tutti i comuni hanno ceduto le reti, al momento l'unico comune che non ha ancora ceduto le reti è il comune di Palma di Montechiaro, che lo dovrebbe fare a breve. I comuni hanno versato tutti la quota sociale ad esclusione del comune di Licata, dopodiché vi sono alcuni comuni che sono in ritardo con il pagamento delle utenze e delle bollette, quindi così come abbiamo degli utenti morosi abbiamo anche qualche comune che è moroso e noi così come si fa con gli utenti morosi, anche con i comuni morosi sollecitiamo... C'è anche il comune di Camastra che recentemente... Il Coicamastro è fuori, il Coicamastro ancora non è... Recentemente hanno fatto anche una manifestazione perché non vogliono cedere le reti. Ma l'unico comune che al momento è rimasto fuori dal DAI è il comune di Camastra, ma il comune di Camastra è chiaro, abbiamo chiesto il commissariamento da parte della regione perché io capisco, diciamo, i cittadini e il sindaco di Camastra, però la norma va in tal senso. Poi chiaramente se dovesse esserci una modifica normativa che consentirà al comune di Camastra di operare autonomamente, vedremo. Però dico, la legge impone... Sì, al momento l'attuale normativa impone che anche il comune di Camastra debba subentrare. Ultima domanda a proposito dell'AICA e chiudiamo perché siamo già con i tempi abbastanza ristretti. Dico, ma l'AICA verso i cittadini, dico, ci sono dei benefici, mi riferisco alla carta dei servizi, all'ordinamento di utenza, tariffe eque, ecco, in questo senso i cittadini stanno avendo un beneficio o no? Ecco, giusto per i cittadini ancora non hanno il beneficio che si meritano, perché i cittadini avranno il beneficio che si meritano e che AICA deve dare quando riusciremo a completare il percorso degli investimenti che in questi 50 anni nessuno ha fatto, perché i cittadini potranno vedere dei miglioramenti concreti e definitivi quando ci sarà il rifacimento di tutte le reti. In un paese normale in questi 50 anni si doveva investire nelle reti, non è mai stato fatto, si sta cominciando a fare ora. Le tariffe sono ancora alte. Le tariffe sono alte per un motivo molto semplice, perché purtroppo la normativa europea prevede la copertura totale del servizio a carico del cittadino, quindi non ci possono essere degli interventi da parte del comune o da parte dello Stato e quindi il servizio deve essere pagato al 100%. Questo servizio perché costa così caro? Uno, perché l'acqua noi la compriamo prevalentemente da Sicilia Acqua e costa in una maniera esagerata, quindi dovrebbe essere la regione ad intervenire, visto che la regione è un socio di Sicilia Acque, dovrebbe intervenire e ridurre il costo dell'acqua all'ingrosso. Cioè, a mio avviso l'acqua all'ingrosso non dovrebbe essere di 70-80 centesimi, ma dovrebbe essere data quasi regalata, 5 centesimi, 6 centesimi. Quindi fondamentalmente quello che ci... Quindi voi già vi approvvigionate cari e quindi chiaramente esatto. Il ricarico poi per noi utilizziamo al massimo le risorse che sono presenti alla nostra provincia, ma le risorse che sono già nostre, dei comuni, di AICA, chiaramente non sono bastevoli e quindi questo è il primo elemento di costo. Il secondo elemento di costo è che noi l'acqua la paghiamo 2 volte perché abbiamo tante perdite e quindi questi investimenti ci consentiranno di rifare le perdite, di rifare le reti e quindi diminuire le perdite. Quindi se ci fosse un intervento della regione diretto a diminuire il costo dell'acqua all'ingrosso, quando riusciremo a completare tutti gli investimenti non ci saranno le perdite e saranno fatti, naturalmente anche in quel caso ci saranno delle riduzioni. Dobbiamo implementare in tutti i comuni i contatori perché ancora ci sono dei comuni che pagano a forfait e anche questo è un progetto che è stato avviato e questo è una terza cosa che deve essere fatta e soprattutto l'acqua la devono pagare tutti. Ripeto, sono cose importanti che però negli anni precedenti nessuno si è preoccupato di fare e noi sappiamo che quando si implementa un percorso virtuoso purtroppo sono necessari anni. Ultima domanda, l'altro ieri è stato eletto il nuovo CDA, Cantone presidente, Sapia e Russello, diciamo i componenti del CDA. Cosa vuol dire questo? Cosa rappresenta? Anche c'è stata una pax politica finalmente, insomma si è arrivati alla chiusura del cerchio perché le varie anime politiche
insomma, in questi mesi abbiamo visto che hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Bisognava fare il consiglio di amministrazione, come tutti i consigli di amministrazione che vengono fatti nelle aziende pubbliche. AICA è un'azienda partecipata dai comuni, certo. Ci sono 34 sindaci, quindi è chiaro che ci doveva essere una sintesi. La sintesi è stata fatta dopo qualche settimana di discussione e naturalmente le varie anime, non bisogna... le correnti, le varie anime, esatto. No, non è un problema di parlamentari, è un problema di sindaci. I sindaci chiaramente ci sono aree diverse e in qualche modo si è arrivati ad una terna di professionisti, di nomi che potessero in qualche modo andare bene a tutta l'assemblea. Ce l'abbiamo fatta, è stato un lavoro abbastanza importante, ora ci aspettiamo naturalmente i controlli che faranno gli uffici che sono previsti dalla legge sulle autodichiarazioni che sono state presentate da questi candidati, verranno verificate le condizioni di incompatibilità, di inconferibilità, di conflitto di interesse e appena eventualmente presente, e poi alla fine di questo percorso ci sarà la nomina ufficiale dei 3. Ci aspettiamo tantissimo da queste 3 figure perché AICA è un'azienda importante, lo è per i cittadini, e quindi questo nuovo consiglio di amministrazione, ne sono certo, si impegnerà per portare avanti una gestione efficiente, efficace dell'azienda nel rispetto dei cittadini. Se ciò non dovesse avvenire, evidentemente i sindaci provvederanno a sostituirli. Certo. Grazie Sindaco, grazie di questa sua disponibilità. Abbiamo fatto un po' il punto sia sulla sindacatura di questi 5 anni del Comune di Grotte, ma anche come Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'AICA. Grazie, le facciamo i migliori auguri per un suo proseguo dell'attività di sindaco e ringraziamo anche i nostri telespettatori. Ricordo che questa trasmissione si potrà vedere sul canale LCN 92 in tutta la Sicilia e poi la pubblicheremo sia sui nostri social, Twitter, Facebook e YouTube. Grazie e una buona serata. Grazie a voi, grazie, buonasera.